Buongiorno e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Tragedia a Randazzo, un anziano di 87 anni spara ad un uomo di 67 e poi si toglie la vita, indagini in corso per capire cosa si nasconde dietro questo folle gesto. Catania, arrestati altri 2 esponenti del clan Cappello a distanza di 3 anni dal conflitto a fuoco nel quartiere Librino in cui morirono 2 persone. Salvare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il presidente Schifani ha ricevuto una delegazione di genitori e sanitari. Al vaglio una deroga al decreto Balduzzi per evitare la chiusura del centro di eccellenza per bambini cardiopatici. Nuovi elementi sulla vicenda del neonato abbandonato nel Ragusano, ora conteso da 2 mamme. I tutori del bambino confermano che il piccolo è accudito amorevolmente dalla famiglia che lo ha in affidamento e smentiscono voci su un allontanamento del piccolo dalla casa affidataria. La Civita rinasce dal basso, residenti, associazioni, volontari e artisti impegnati a far rivivere una piazza del quartiere catanese dove i bambini tornano a giocare. Calcio, parte con una vittoria la nuova avventura di Lucarelli sulla panchina del Catania. Contro la Turris decide una rete di Bois arrivata all'ultimo istante di gara. In gol anche Curago. L'avete sentito, a Randazzo un anziano si è tolto la vita dopo aver tentato di uccidere un 67enne. Indagini in corso per ricostruire il movente di questo grave fatto di sangue. Al momento sarebbero esclusi collegamenti con la criminalità organizzata. Vediamo il servizio. Tragedia a Randazzo, nel catanese, dove un anziano ha prima tentato di uccidere un uomo e poi si è tolto la vita. La scena è avvenuta intorno alle 13 di ieri in un'abitazione di via Sciarone. A commettere il tentato omicidio un 87enne di Moio che, armato di pistola a calibro 9, si è recato nell'abitazione del randazzese di 67 anni e dopo aver superato il cancello esterno ha sparato al proprietario ferendolo all'avambraccio e all'addome. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita poco prima di uscire. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è entrato in codice rosso. Al trauma center del nosocomio è stato sottoposto ad un intervento. Secondo quanto si è appreso, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è rimasto vigile e cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo che indagano sul momento, cercando di ricostruire le personalità delle 2 persone coinvolte nel tentato omicidio-suicidio e le loro frequentazioni. Al momento si escludono collegamenti con la criminalità organizzata. A Catania altre 2 persone sono state arrestate a distanza di 3 anni dal conflitto a fuoco avvenuto in Viale Grimaldi a Librino, dove morirono 2 persone. Si tratta di 2 esponenti del clan Cappello. Lorena Dolci. Una rappresaglia, decine di persone armate che si sparano. A terra rimangono 2 morti e diversi feriti. È l'estate del 2020. L'8 agosto di 3 anni fa, Viale Grimaldi, nel quartiere Librino di Catania, diventa lo scenario di un conflitto a fuoco fra 2 fazioni mafiose. La scintilla, questioni di gelosia legate alla frequentazione con una ragazza, ma la vera ragione alla base del confronto è la supremazia per le piazze di spaccio. Dopo 14 arresti effettuati nell'arco dei mesi successivi, altre 2 persone finiscono adesso in manette per quella faida tra esponenti del clan Cappello Bonaccorsi e del clan dei Cursoti milanesi. Nell'operazione denominata Centauri Ter sono stati arrestati Giuseppe Auteri e Giovanni Agatino Di Stefano, entrambi 42 anni, vicini al clan Cappello. Per loro l'accusa è di plurimo tentato omicidio aggravato dall'associazione mafiosa. Secondo quanto accertato, i 2 avrebbero preso parte al comando che avrebbe sparato contro le persone della fazione avversa. A contribuire alle indagini le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carmelo Listo e Michele Vinciguerra, rivelatesi fondamentali sullo specifico ruolo svolto dai 2 indagati nel corso del conflitto a fuoco. Si chiude a Catania il cerchio degli arresti eseguiti nell'ambito dell'operazione denominata Fossa dei Leoni 2, che giovedì scorso ha consentito di smembrare una fiorente piazza di spaccio in Viale Grimaldi, sempre nel quartiere Librino. Nel giro di 24 ore sono state arrestate 3 persone. Si tratta di Sebastiano Girone, Giovanni Lentini e Claudio Sciuto. Girone e Lentini, a distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro, si sono spontaneamente presentati presso il nucleo operativo della
della compagnia dei carabinieri di Catania Fontana Rossa. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza, mentre Sciuto è stato bloccato appena giunto in scooter in un B&B di via Etnea, dove si era nascosto. Nella camera che occupava è stata sequestrata una pistola scacciacani che era nascosta in un borsone assieme ai suoi effetti personali. E adesso parliamo della manifestazione di ieri di genitori, lavoratori ed istituzioni per salvare il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Una rappresentanza ha poi incontrato nel pomeriggio il presidente della regione Schifani per salvare il centro che rischia appunto di essere chiuso. Francesco Triolo. Tornate a casa, che vuole rimanere per le 4, però ciao Gio. Oppure li portiamo a mare. Una mattinata vissuta ad aspettare fuori da un albergo di Taormina il presidente della regione Renato Schifani, per poi sentirsi dire tornate a casa, ci vediamo alle 16. Al di là dei sorrisi, non è l'epilogo migliore di un sit-in pacifico, colorato, quello di genitori e piccoli pazienti del CCPM di Taormina, di medici, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni che chiedono di non chiudere il centro di cardiochirurgia pediatrico. E così il previsto incontro è slittato al pomeriggio, con Schifani che ha ricevuto solo una delegazione di genitori e lavoratori. Innanzitutto le norme attuali non lo prevederebbero, perché è un decreto Balduzzi che fissa dei limiti minimo e massimo per un'operazione delle quali sarebbe sufficiente e indispensabile soltanto una cardiochirurgia, anzi è soltanto prevista questa con i numeri che abbiamo. Lavoreremo per una deroga, lavoreremo per sensibilizzare il Ministero, però anche lavoreremo a delle motivazioni che possono portare il Ministero alla deroga di questo principio. Mi sto impegnando e mi impegnerò quotidianamente su questo tema perché lo ritengo ormai maturo per essere affrontato con soluzioni diciamo a breve termine, non più a medio termine. Dopo il 31 gennaio possibile una nuova proroga tecnica, ma sarebbe ancora qualcosa di temporaneo. L'ipotesi a cui si sta lavorando, sollecitata anche dall'amministrazione di Taormina, è quella di chiedere una deroga al decreto Balduzzi che preveda la possibilità di utilizzare la quota del bacino d'utenza della Calabria, visto che sono tanti piccoli pazienti che arrivano da Taormina da Oltrestretto. Sì, il decreto Balduzzi esiste fino a quanto non viene modificato, è norma dello Stato. Lavoreremo su ipotesi di valutazione di alcune regioni che sprovviste di cardiochirurgia pediatrica possono, così come fanno, si avvalgono della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Mi riferisco alla Calabria per esempio, ad altre regioni, però ripeto, tutto è aperto, esploreremo tutto e non lasceremo nulla, dico nulla, di intentato. I genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina stamattina lo hanno detto a chiare lettere: sono stanchi di attendere passivamente una decisione, chiedono certezze e non più solo parole. Nuovi elementi invece sulla vicenda di Vittorio Fortunato, il neonato abbandonato a Ragusa e adesso conteso dalla madre biologica. I tutori del bambino smentiscono le voci di un allontanamento del piccolo dalla famiglia affidataria. Eva Spampinato. Miele ancora a casa sua, con la famiglia adottiva che lo ha reso un figlio accettato, un dono del cielo, un bambino sereno. Ma in questa coppia di genitori e nei tutori legali che assistono il bambino adesso si insinua un dubbio, che qualcuno metta in giro notizie false, come quella dell'allontanamento del bambino in una località protetta del nord Italia e affidato ad una equipe di operatori sociali, magari per manipolare e influenzare l'opinione pubblica. Come tutore dichiaro che il minore è con coloro che sin dalla nascita lo hanno accolto. È quanto ci scrive il tutore legale del bambino, da noi contattato questa mattina, che prosegue: la notizia secondo la quale il minore si trovi in una località protetta del nord Italia è del tutto destituita di fondamento. Intanto nella piccola comunità di Modica, dove ormai in tanti conoscono la storia e i nomi dei protagonisti, inclusa l'identità di Vittorio Fortunato, si fa strada una voce che potrebbe raccontare qualcosa di più del contesto familiare della mamma naturale. In famiglia c'è uno zio in odore di santità, riporta oggi il quotidiano La Sicilia, citando un'intervista televisiva del 2021 fatta dall'avvocato difensore della mamma biologica che voleva certificare la serietà del contesto sociale pronto ad accogliere il bambino.
In questa intricata e delicatissima vicenda, dunque, si inserirebbe anche un altro nuovo elemento. E l'amore dov'è? Si domandano in molti sui social, dove l'hashtag Io sto con Miele è sempre più cliccato e commentato e dove la petizione per la raccolta firme continua a crescere di condivisione in condivisione. L'amore è possesso o rispetto del bene assoluto dell'altro? Una persona che ama veramente dovrebbe mettere il bene dell'amato davanti ai propri sentimenti e ai propri dolori, scrive qualcun altro. Incidente stradale a Furci Siculo nel Messinese. Un 66enne di Savoca, Carmelo Taurino, è morto mentre era alla guida di una Jeep quando per un malore ha perso il controllo dell'auto che è precipitata in un burrone. All'arrivo dei sanitari del 118 il conducente era già morto per le ferite gravi, appunto, mentre invece ferite lievi per l'altro passeggero. E sempre per un malore è morto un escursionista di 67 anni nella zona del rifugio Timparossa sul versante nord dell'Etna. I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano, assieme ai militari della scuola alpina della Guardia di Finanza e al medico dell'equipaggio dell'ambulanza del 118, hanno raggiunto l'uomo che si trovava all'interno di una faggeta, ma all'arrivo dei soccorritori il 67enne era già privo di vita. La Tari, la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, rischia di trasformarsi in un vero e proprio salasso per i contribuenti siciliani, questo secondo la bozza del nuovo piano regionale appunto per i rifiuti. Invece per avere dei termovalorizzatori funzionanti bisognerà aspettare almeno il 2030 e intanto sarà necessario ampliare le discariche e spedire i rifiuti all'estero. Manlio Viola. Ci vorrà quasi un decennio per aver funzionanti i termovalorizzatori in Sicilia, 7 anni se non ci saranno altri stop lungo il percorso di approvazione del piano, ovvero via libera del Ministero, valutazione di impatto ambientale, gara e realizzazione. È quel che emerge dalla relazione allegata alla revisione del piano regionale dei rifiuti della Sicilia. Ogni termovalorizzatore a regime potrà smaltire 300.000 tonnellate l'anno quando sarà in funzione, ma le discariche siciliane nel frattempo vanno verso la saturazione. Secondo un calcolo degli uffici regionali si potrà continuare a smaltire per 1 anno e mezzo circa con gli spazi attualmente esistenti. Per questo sarà necessario ampliare le discariche esistenti, realizzarne di nuove con un orizzonte temporale di riempimento a 10 anni. Ma non basta. Nelle more della nascita dei nuovi impianti la spedizione di rifiuti all'estero o fuori regione diventerà stabile con accordi precisi. Un sistema che comporterà comunque l'aumento dei costi e il rischio di salasso nella tassa di smaltimento comunale dei rifiuti per i cittadini. Contro il piano si schiera subito Legambiente che dice no alle discariche ma anche ai termovalorizzatori. Ma distinguo arrivano anche dalla maggioranza. Per Nino Minardo, sicilianissimo presidente leghista della Commissione Difesa della Camera, occorre accelerare sul progetto termovalorizzatori. Il piano deve essere l'occasione per un reale cambiamento, ma è chiaro che senza poteri e competenze speciali alla Regione la realizzazione di 2 impianti nell'isola si allontana. Registro, dice però ancora Minardo polemicamente su questo tema, un continuo ping pong che non promette bene. Spero di essere smentito. Un quartiere di Catania, la Civita, rinasce con un intervento di riqualificazione dal basso. Residenti, associazioni, volontari e artisti impegnati a far rivivere una piazza dove i bambini sono tornati a giocare. Lorena Dolci. È giornata di grandi pulizie oggi a largo 17 agosto nel cuore della Civita. A prendersi cura della piazza di uno dei quartieri storici di Catania sono i residenti, grandi e piccini. Puliamo sempre perché almeno la teniamo pulita noi, che siamo residenti, e noi lo facciamo per i bambini comunque, per farli stare nel pulito. Ma questa scopa è più grande di te? La so. Questo slargo, aperto dalle bombe della guerra 80 anni fa, rinasce oggi grazie all'impegno comune di cittadini, associazioni, volontari e giovani artisti. I murales che già ricoprono i muri di queste case che si affacciano sullo slargo verranno sostituiti con dei nuovi interventi di street art, di comune accordo con gli artisti che ritengono concluso questo ciclo e vogliono che le opere d'arte rivivano di nuova vita. Le nuove opere portano lo sguardo di 2 icone catanesi, Sant'Agata e Franco Battiato. Mi piace l'idea che si avvicini più al tempo nostro. Una ragazza giovane che ha subito delle violenze e quindi ho deciso di darle un volto un po' più moderno. Franco, siamo all'inizio, quindi vediamo un po'.
Messi i paletti nei varchi per evitare che la piazza si trasformi in parcheggio, qui adesso sorge un orto urbano, c'è spazio per i giochi, un luogo da vivere a cui contribuiscono anche giovani imprenditori. Questo quartiere era totalmente dimenticato a se stesso, oggi finalmente gli è stato donato lo spazio che si meritava. Noi crediamo che possa essere il nuovo punto, il biglietto da visita di Catania. Un modello di partecipazione dal basso che dimostra com'è possibile riqualificare la città attraverso l'arte e il senso civico. E noi ci fermiamo per una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva con le parole di Lucarelli subito dopo la prima partita appunto del Catania con la sua guida, tra poco. La nostra pagina sportiva si apre parlando della Catania che batte la Turris con un gol di Bua all'ultimo secondo, segna anche Curado, la cura Lucarelli funziona, squadra più propositiva che crea maggiori occasioni. Marco Carli. All'ultimo respiro, Catania-Turris è tutta nel finale, l'1-1 sembra scritto ma Chiricò batte un angolo, trova con una gran parabola la testa di Bois, bravissimo ad inserirsi. Gol vittoria, il Massimino esplode, il difensore si toglie la maglia e corre sotto la curva. La stessa cosa fa Lucarelli che abbandona la panchina e va a esultare con i tifosi. Tutto liberatorio. Se avrà il sapore della svolta lo diranno le prossime partite, ma di certo questa vittoria, meritata va detto, ha un valore importante. Lucarelli applauditissimo dal pubblico, inizio gara conferma la difesa 4, la novità tattica è Rocca che gioca da sottopunta 4-2-3-1, squadra camaleontica come vuole l'allenatore toscano e con un approccio diverso. Di Carmine va vicino alla rete al settimo, passaggio filtrante di Bois, l'attaccante entra in area di destro, spedisce di poco al lato, è un Catania propositivo, sempre dalla catena di destra arriva l'occasione migliore al 16esimo, dopo un cross deviato di Bois, Zammarini riesce a servire Di Carmine che tira a colpo sicuro ma Fasolino risponde benissimo di piede. La Turris subito dopo va al tiro con Giannone e la conclusione si perde al lato, ma sono i rossazzurri a tenere il pallino del gioco. Chiricò serve benissimo di tacco Zammarini, arriva il cross per Rocca, la conclusione è potente ma esce di poco, oltre il palo alla sinistra di Fasolino. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 38, calcio d'angolo di Chiricò, bellissima parabola e Curado svetta di testa e spedisce in rete. È il primo gol su palla inattiva in campionato, il Massimino esulta per la prima realizzazione del torneo di un giocatore che non faccia parte del reparto d'attacco. Nel secondo tempo, poche occasioni, il Catania gestisce bene ma la prima vera opportunità la Turris pareggia, Nocerino sfugge a Silvestri e crossa, Dauria pesca un solissimo De Felice che batte Beters 1-1 e di nuovo stadio in silenzio. Lucarelli incoraggia i suoi che hanno un quarto d'ora per riprendersi 3 punti, lo fanno proprio all'ultimo secondo con Bois e dopo la rete viene espulso Caneo che si lamenta per l'extra recupero. Il neo allenatore del Catania ottiene ciò che voleva e quella corsa può valere un nuovo inizio. E adesso lo sentiamo proprio il nuovo tecnico della Catania, Lucarelli. Il primo tempo è stato un bel Catania, ha creato tante occasioni e purtroppo nell'unica situazione che abbiamo concesso all'avversario abbiamo subito il gol ingiustamente, anche perché la squadra è vero che nel secondo tempo ha creato un pochino meno del primo, però è anche vero che ha gestito il vantaggio con grande equilibrio, con grande organizzazione senza mai andare in affanno e questo gol proprio mentre stavo facendo dei cambi è stata un po' una doccia fredda. Poi come gli avevo detto a voi, come ho detto a voi, come ho detto a loro, dovevamo crederci fino alla fine in ogni partita di poter riuscire a vincere le partite anche magari quando gli episodi come oggi non ci girano a favore e i ragazzi sono stati bravi. La vittoria penso ci sia pochi dubbi sul merito. Ho detto ai ragazzi di cogliere questo segnale perché potrebbe essere che il vento ha cominciato a girare. Sempre in Serie C, trasferta in Puglia, oggi pomeriggio per il Messina impegnato a Foggia, giallorossi senza vittoria da un mese e in cerca di riscatto dopo un lungo periodo di crisi. Sergio Colosi. La settimana più complicata della gestione Modica fa da prologo alla trasferta di Foggia.
Un appuntamento da circoletto rosso perché con appena 2 punti nelle ultime 6 giornate può essere crocevia del destino del Messina. Il terzultimo posto è più di un campanello d'allarme. I tifosi dopo 2 mesi e mezzo di campionato hanno riacceso la contestazione alla società con uno striscione esposto all'esterno dello stadio Franco Scoglio. L'atmosfera torna a farsi pesante, l'incantesimo sembra essersi spezzato, tutti in discussione, nessuno escluso, il presidente Sciotto, il tecnico Modica e i calciatori. Al Messina di Foggia, per essere competitivo, servono massimo impegno, concentrazione e umiltà, doti che hanno caratterizzato la prima parte del girone d'andata. I pugliesi decimi con 18 punti, 7 in più dei giallorossi, non vincono da 5 turni, ma nell'ultima trasferta hanno imposto il pareggio alla capolista Juve Stabia e inseguono il 6° successo consecutivo nei precedenti con i peloritani. Mi aspetto una reazione emotiva, una reazione di testa, una reazione di piglio di squadra che può fare il suo dovere appieno, considerando che mi aveva già abituato a vederlo in grande condizione fino alla partita di Crotone, quindi dobbiamo resettare, tutto parte dalla testa e lì abbiamo cercato di poter lavorarci, poter parlare, poter condividere anche questo momento delicato. Ho avuto l'ausilio di avere il patrono accanto ed è stato molto carino con la squadra, carino con tutti, quindi è una forza in più, però adesso c'è la gara è importante e dobbiamo affrontarla con grande piglio. Nel Messina rientrano in difesa Ortisi, che ha scontato la giornata di squalifica, e a centrocampo Franco, escluso dall'inizio contro il Latina. Panchina per Emmausso, non convocati Lie e Buffa. Ci sono invece Ferrara e Luciani. E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del TG Sicilia. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia ritorna alle 13:30. Io vi lascio con Luca Ciliberti e la nostra rassegna stampa. Una buona giornata e una buona domenica.